1953, io se ricordo, adesso questo è una curiosità mia personale, cosa è morto Stalin, voi giovani comunisti, che cosa vi sentivo dentro le valli? Siamo stati mai tutti quanti. Soprattutto me che sono stalinista anche, sempre definito stalinista. Se ricorda sto giornale Il Lavoratore, della Federazione Comunista qua trevigiana? Infatti, secondo me Stalin lo è ancora vivo. E che gli ha messo a posto l'URSS e anche tutti gli altri. A parte il fatto che non abbiamo comunisti italiani, sempre conservare qualche cosa di autonomia. Quando era morto Stalin, a me mi trovavo a Roma, tra l'altro, al corso del CGL, allora che era morto Stalin. E niente, cerimonie, pianti e compagnia vera. È stata una roba proprio... Sentia proprio di dentro, insomma, pareva che fosse morto un parente, ecco. Non voleva neanche più pensare a quello che è successo. Sta una disagio grande. Ha da venire il baffone. Ha da venire il baffone. Ecco, ha da venire il baffone, no? Che era una parola d'ordine in tutta Italia. E gli era già un segno, un avviso deve risorgere, perché ad avvenire il baffone vuol dire praticamente risorgere, creare una situazione nuova. E dopo invece quando che si veniva fuori a Khrushchev, cosa aveva detto? Il rapporto Khrushchev? Ma io non so, mi capita Khrushchev davanti che ho 4 pugni sul muso, non come. Ma esibizioni da protagonista, ecco, da protagonismo. Cosa? E che comincia allora la cosa, no? Il declino, non so che. Cioè, io però diceva che erano tutti sti morti, Gulag, questo. Vabbè. Boh, lasciamo perdere, lo dice. Lo tenga, la custodia è anche bene.